Assessore al bilancio del Comune di Treviso, per cui farà particolarmente attenzione anche al bilancio della Regione Veneto. Su questa, una delle voci che incide di più sono quelli della terza età e quelli della prima. So che è un tema che le sta molto a cuore, ci spiega cosa farebbe nel caso in cui andasse in Regione. Sì, bisogna spostare alcune poste di bilancio su questi temi relativamente appunto ai servizi educativi alla prima infanzia e anche al tema della residenzialità, delle cure domiciliare per quanto riguarda i grandi anziani, le pluripatologie, le persone che oggi vivono in condizioni di non autosufficienza. Bisogna anche pensare al tema delle imprese, al tema dell'internazionalizzazione delle imprese, posto il fatto che alcuni mercati a causa delle guerre in corso si sono chiusi per alcuni settori merceologici. Pertanto sostegno alle imprese, sostegno alle persone, con particolare attenzione a bambini e anziani. Ecco, finalmente si sente parlare dei bambini. I bambini in Veneto che situazione hanno e cosa andrebbe a fare la Lega e in particolare? I bambini in Veneto rischiano di non nascere più tra poco. In Comune di Treviso ci accingiamo a chiudere altre scuole elementari. Chi verrà dopo di noi chiuderà le scuole medie e poi la provincia deciderà cosa fare delle scuole superiori. Dobbiamo incidere assolutamente su questa spirale demografica che ci vede assolutamente soccombenti, facendo in modo che costino meno i servizi educativi alla prima infanzia e quindi gli asili nido, e che le famiglie siano sollevate anche dai costi per le case di riposo, come dicevo prima. Ecco, dopo i bambini arrivano i giovani. Il lavoro giovanile è un grosso problema che affligge anche qui il Veneto. Sì, il Veneto è ancora una terra di opportunità, una terra di grande impresa, è una terra di innovazione, però noi abbiamo un record negativo rispetto alle altre regioni del nord Italia sul numero dei giovani che vanno all'estero per cercare un lavoro. Vanno all'estero magari per fare un'esperienza lavorativa o di studio e poi si fermano lì dove il costo della vita magari è il doppio rispetto a quello italiano, ma hanno un reddito triplo rispetto a ciò che avrebbero in Italia, e quindi si fermano lì, fanno una famiglia altrove, svolgono il loro lavoro altrove, depauperando il territorio veneto di competenze, professionalità e nuove nascite. Sempre parlando di bilancio, un'altra grossa voce è il fatto turismo nella nostra regione. Come pensa di aumentare magari possibilmente ancora di più questo incremento, questa voce, ma soprattutto cosa pensa di migliorare rispetto a quello che è stato fatto fino adesso? Il turismo è una competenza esclusiva delle regioni, e il turismo dagli anni 70 è la voce principale del PIL della regione Veneto. E viviamo un turismo che però vede il problema di non essere equamente distribuito e diffuso in Veneto. Abbiamo il settore costiero e balneare, abbiamo il sistema del Garda tra laghi e montagne e abbiamo i passi dolomitici che sono strapieni. Infatti ciclicamente si pensa a biglietti di accesso, tornelli, eccetera, per salvaguardare queste diciamo, bellezze paesaggistiche. E poi c'è un Veneto centrale, dove ricade la provincia di Treviso, nel quale questo turismo si inizia a sentirsi, ma non è diffuso esattamente come dove prima dicevo. Ci vogliono percorsi turistici nuovi che prendano come capisaldi nella nostra provincia le colline del Prosecco UNESCO e la città di Treviso, il capoluogo, facciano asse tra queste due realtà e poi riescano a coinvolgere l'intero territorio. Negli ultimi anni abbiamo parlato tanto in regione dell'autonomia. È Sì. utopia o è realtà? No, l'autonomia è realtà, esiste una legge, anche se diciamo colpita dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma la Lega ha il desiderio e la volontà assolutamente di procedere per almeno quanto è possibile. A breve il governatore della regione in Veneto, l'incarica Luca Zaia, andrà a, diciamo, a comporre un contratto con il governo centrale su alcune materie per cui non è necessaria la redazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Sono previdenza complementare, protezione civile,
organizzazione della giustizia di pace e una piccola parte della sanità che ancora non è stata regionalizzata. Questo poi andrà alle Camere e potremo, diciamo, vedere devolute alle regioni queste 4 competenze. Per cui 4 delle 23 voci richieste potrebbero essere attuabili. Sì, E a sulle breve. altre 19? Sulle altre 19 bisognerà modificare la legge quadro sull'autonomia secondo le indicazioni ottenute dalla Corte Costituzionale e poi procedere con il percorso istituzionale e legislativo. Domani lei diventa consigliere regionale. Cos'è la primissima azione che farà per il popolo veneto? La prima cosa che mi piacerebbe fare sarebbe quella di mutuare una legge della Regione Trentino-Alto Adige che prevede di accendere un fondo di previdenza complementare pari alla somma di 1.000 euro per ogni nuovo nato in Veneto. E questo per diffondere il tema della previdenza complementare, per dare alle famiglie la possibilità di implementarlo nelle occasioni che crederanno, che possono essere gratificazioni per i bambini oppure classicamente i compleanni, al fine di poter avere una previdenza complementare che possa sostituire quei, diciamo, brutte sorprese che troveranno i nostri ragazzi tra 20 o 30 anni quando saranno andati in pensione con il solo metodo contributivo.